Euroregione News. 40° San Simon, letteratura friulana in diretta. Il più prestigioso premio letterario in lingua friulana, 40ª edizione del San Simon, quest'anno prevedeva, oltre alla classica sezione dedicata alla raccolta di racconti, anche una per i cortometraggi. Il video dal titolo Doman di Elia Adami ha vinto e aperto la cerimonia. Per la prima volta la premiazione si è svolta nella sala consigliare di Codroipo e, sempre per la prima volta, tutta la serata è stata trasmessa in diretta su Facebook nella pagina di Euroregione News. Una segnalazione per Francesco Tami con Une altre vie, già noto per aver vinto nel 2000 il premio, mentre il sindaco Fabio Marchetti ha consegnato all'opera Bisest di Raffaele Serafini il premio San Simon per la terza volta. Il libro è un libro distopico ed è una serie di racconti ambientati in un anno preciso, che è il 2084, orwelliano, a 100 anni dal 1984 orwelliano, in un Friuli diverso morfologicamente, di persone diverse, in cui alcune derive attuali hanno preso il sopravvento, e quindi tutti i racconti sono legati dall'anno in corso, e in cui un manipolo di friulani misteriosi tenta di salvare questo mondo che verrà non proprio bellissimo. Questo in sostanza è la raccolta. Non tra 2 anni un altro libro, ma anche prima si spera, anche se non san simoniano, ma qualcosa in cantiere c'è già. 500 copie, spero facciano del bene a chi legge in friulano, visto che dovrebbero avere del contenuto. Non ho puntato sulla forma, ma molto sul contenuto, come da verbale della giuria si era vinto. 40 anni del premio San Simone della lingua e letteratura friulana è un traguardo che pochi possono vantare, soprattutto se sostenuti con le forze di un'amministrazione comunale. Oggi noi siamo soddisfatti per questo motivo, ma siamo soddisfatti anche perché l'autore che ha vinto il premio letterario me lo diceva prima, no? Perché sei contento? Perché il libro che ho scritto ha vinto l'edizione del 40° ed è un libro molto particolare, e se piace a chi l'ha scritto sicuramente piace anche a chi lo leggerà. Lo dico da lettore appassionato, perché il mio hobby, e lo si vede dalla pancia, è la lettura. Leggo tantissimo, quando posso mi fermo sempre a leggere, invito tutti sempre a leggere, e a leggere anche in lingua friulana. È un qualcosa di estremamente di moda, che deve tornare di moda, e come ho detto prima deve tornare ad essere popolare. Per me il friulano è la lingua del popolo, è la memoria lenghe. In famiglia mia si parlava friulano, e alcuni giorni fa, mentre conferivo i 40 anni di insegnamento a una maestra storica di Codroipo dell'asilo, ho ricordato come io l'italiano lo imparassi all'asilo. Adesso i nostri figli vanno all'asilo per imparare il friulano, quindi siamo anche qui nell'eterogenesi dei fini di Vichiana memoria, no? E i tempi sono cambiati. Ecco, io vorrei ritornare in tempi che magari erano meno ricchi di quelli attuali, eravamo più poveri, era il pre-terremoto, però si andava all'asilo per imparare la lingua italiana, perché in famiglia si parlava il friulano. Penso che le nostre tradizioni, ma anche la nostra storia, la nostra cultura sia fondata su questi valori e su questa importante tradizione. San Simone vuole perpetrare nel corso degli anni con questo importantissimo premio letterario. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.